Buongiorno e benvenuti, oggi è venerdì 26 maggio 2023. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.11. La luna si leva alle ore 3.37 e cala alle 16.25. Il santo di oggi è Filippo Neri, patrono degli insegnanti e degli educatori in genere. Il nome Filippo, molto diffuso in Italia, deriva dal greco e significa amante dei cavalli. Il suo numero fortunato è l'1, il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo è il ferro. Secondo la vecchia saggezza popolare, sniffare del basilico aiuta ad alleviare i dolori mestruali. Diciamo che oggi abbiamo moltissime soluzioni specifiche in commercio per ridurre i fastidi legati al ciclo, dalle compresse ai cerotti, che sono state studiate e testate scientificamente. Poi, se proprio non volete rinunciare al buon vecchio basilico, utilizzatelo per preparare un delizioso pesto da gustare durante quei giorni del mese. Oggi compie 77 anni il grande compositore Nicola Piovani, autore di decine di colonne sonore per il cinema. La più famosa è quella del film di Roberto Benigni La vita è bella, che gli ha procurato l'Oscar nel 1999. Sono 78 gli anni per il torinese Gianni Minoli, giornalista, conduttore e produttore televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana. Lo ricordiamo come presentatore di Mixer alla Rai, ma ha prodotto decine di programmi come Quelli della notte e Blitz. E non possiamo poi dimenticare l'ex calciatore Luca Toni, che oggi compie 46 anni, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Dopo la consacrazione con la maglia rosa-nero del Palermo è stato considerato uno dei migliori attaccanti degli anni 2000 e 2010. Immaginate di essere in Piazza Duomo a Milano. Un uomo avanza tra la folla con un mantello di velluto verde e una corona in testa. Si tratta di Napoleone Bonaparte, pronto per una cerimonia che segnerà la storia italiana. Accompagnato da oltre 250 musicisti, l'imperatore, il 26 maggio del lontano 1805, viene incoronato re d'Italia, con l'antica corona ferrea, secondo una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Sebbene sia uso comune mettere i limoni in frigorifero appena li si porta a casa, diciamo che non è la cosa più opportuna da fare perché le condizioni all'interno dell'elettrodomestico ne fanno seccare il succo. Per mantenerli consistenti conviene infatti sistemarli in un cestino senza ammassarli troppo, tenendoli a una temperatura ambiente in una zona della casa riparata dalla luce del sole e soprattutto lontana da fonti di calore. E ora lasciatevi incantare dalle previsioni astrali di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi novità concrete per tutto lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. La luna oggi vi obbliga a essere concreti e soprattutto nell'ambito economico e gestionale della vostra vita, proprio perché dovrete sintetizzare tutta una serie di affari ancora rimasti in sospeso e prendere delle decisioni importanti. Ottimo per quello che riguarda la passione. Toro. La luna proprio non vi è amica in questi giorni e probabilmente alcuni accordi rimangono sospesi, bloccati, un po' in aria. Forse non riuscite a ottemperare proprio a tutti gli impegni presi, cercate di organizzare meglio anche col consiglio di una persona che vi vuole bene. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna decisamente appagante, brillante in società e piena di grandi risvolti. Potrebbe arrivare la notizia che stavate aspettando da tempo, ma dovrete festeggiarla in serata con un bel aperitivo con gli amici. Cancro. Una giornata che vede una luna di seconda casa, visione chiara delle cose e finalmente un accordo che mette pace tra voi, familiari, amici, amori. Cercate comunque di tesaurizzare un periodo di grazia che gli astri vi stanno regalando. Leone. La giornata di oggi impera con una quadratura di Giove che vi farà sentire un po' stressati e forse a volte un po' deboli, proprio perché vi siete sentiti molto provati, molto messi alla berlina in questo periodo della vostra vita. Cercate però di riprendervi, anche perché oggi è una giornata utile per decidere di fare una valigia. Vergine, la giornata a proposito di valigie riguarda anche voi, potrebbe essere una bella partenza o un bel arrivo verso qualche parte
da qualche parte. Ecco, vedete, nonostante la pesantezza dei giorni in termini organizzativi e lavorativi che avete avuto, è un periodo in cui comunque i pianeti vogliono sospingervi a prendervi il vostro spazio. Bilancia, giornata sicuramente segnata da una luna sempre più accomodante nei vostri gradi, migliora molto l'immagine di voi ed è soprattutto un momento di ripresa da un punto di vista amoroso. Dovrete forse fare i conti con qualche rivale in amore o con una scena affettiva in cui, data la vostra assenza o la vostra quiescenza per un po', state tornando a brillare. Scorpione, giornata ancora di quadratura con la luna, l'umore potrebbe essere fino a sera poco congeniale, ma è l'inizio di un weekend in cui potrete comunque divertirvi e avere delle sorprese che potrebbero iniziare proprio da stanotte. Sagittario, la luna continua a sostenervi con la sua valenza, presi da qualche novità non fate altro che discuterne e confrontarvi con chi vi vuol bene. Ebbene, dividete le notizie positive con chi amate. Capricorno, la giornata di oggi potrebbe impedire al vostro Plutone di mettervi ancora al lavoro. È tempo di darsi una regolata e di dare i giusti spazi a tutti. Staccate anche prima se potete dal lavoro, anche perché a casa vi aspetta una sorpresa. Acquario, giornata oggi un po' giù di tono, visto che questo weekend inizia con la stanchezza di tutti i giorni lavorativi che vi hanno veramente molto impegnati. Ma un felice incontro in serata cambia completamente le carte in tavola e una sorpresa ancora una volta vi farà brillare gli occhi. Pesci, una giornata che prevede un uso sapiente della Venere che a Saturno strizza l'occhio e a Nettuno stimola ancora la fantasia. Una giornata per artisti, perché non pensate di dedicare la giornata a una bella mostra? Oppure a riprendere i pennelli o la danza o la musica in mano? I pesci sono bravissimi in queste cose. Un montepremi di 500 sterline e i migliori giocatori europei dell'epoca pronti a sfidarsi. Il 26 maggio del 1851 si tiene a Londra il primo torneo internazionale di scacchi della storia. Insomma, una vera e propria rivoluzione per questo gioco millenario. Alla fine la vittoria va al geniale tedesco Adolf Andersen, grazie al suo stile brillante e aggressivo. Oggi parliamo di un modo di dire molto divertente, when pigs fly, con cui si intende quando i maiali impareranno a volare. Beh, ovviamente significa qualcosa di fisicamente impossibile e che non accadrà mai. Vi suona familiare? È come dire quando gli asini voleranno in italiano. Insomma, tra le due lingue cambiano solo gli animali, ma il significato non cambia. Non sapete cosa guardare oggi? Beh, tranquilli, ho selezionato per voi i programmi più interessanti che potete trovare in TV. Io parlo l'olandese. Alsjeblieft, ja, alsjeblieft. Un nipote faccio mai di signora. Non si può parlare più, tutti che si offendono. Mantenere la calma è fondamentale. Lo sai come mi chiamano a me con nome un cazzo? Come ti chiami? Cannavacciuolo, perché di te hanno fatto caponata. Figlio di Smack e nipote di Chanticleer. Sentirai cantare e ridere, ritorno insieme a te, adesso che c'è Sicilia Cabaret. Vi portiamo alla scoperta di un personaggio dalle 1000 sfaccettature, Lucio Piccolo di Cala Novella, poeta, esoterista e musicologo. Dopo una vita mondana, Lucio si ritirò in una villa in Sicilia, dove scrisse 9 raccolte di liriche, diventando una delle voci più intense della poesia contemporanea. Ma Lucio era anche un uomo dalle idee straordinarie, appassionato di esoterismo, credeva nella reincarnazione dell'anima. Nonostante la sua scomparsa improvvisa nel 1969, la cultura sterminata e la sua produzione poetica continuano ad essere ammirate da importanti intellettuali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.